Sono Erika Stefani, sono una senatrice della Lega, ho fatto quest'ultimo mandato della 17ª legislatura come capogruppo sempre della Lega in Commissione Giustizia, nonché capogruppo nella Giunta delle elezioni dell'immunità, della Commissione sull'infanzia, la Commissione d'inchiesta sul femminicidio, sulla Commissione d'inchiesta sull'omicidio di Aldo Moro. È un'esperienza quella che ho maturato in Parlamento, che spero possa dare i suoi frutti nella prossima legislatura, perché per fare il parlamentare occorre anche avere le conoscenze, non ci si può proprio improvvisare. Io nasco da un'esperienza amministrativa, ho fatto sia il consigliere comunale che l'assessore, che il vice sindaco, e questo mi ha dato una possibilità di conoscere anche le esigenze del territorio, ma anche la capacità un po' di fare anche politica. La politica forse è un concetto che sembra mal visto, però purtroppo sinceramente ne abbiamo bisogno, perché uno Stato deve essere gestito da persone che conoscono i meccanismi. E io spero appunto che l'esperienza che ho fatto mi possa essere utile per la prossima volta di dare un ulteriore contributo. Ora, la mia esperienza in particolare in Commissione Giustizia ha avuto la possibilità anche di evidenziare delle problematiche che riguardano il mondo delle professioni, in particolare quelle dell'avvocatura che conosco bene perché sono io stessa un avvocato e esercito tuttora la professione di avvocato e non voglio assolutamente smettere di farlo, perché io prima di tutto sono nata avvocato, è stato un titolo che mi sono conquistata. E purtroppo però ho visto come il mondo delle professioni sta cambiando un po' sopra le teste dei professionisti, perché ci sono degli interventi normativi, ci sono degli interventi che sono stati fatti che alla fine vengono a incidere sul mondo delle professioni. Incidere in un modo forse anche negativo o comunque pone una grandissima sfida. Bisogna vedere ora se noi professionisti siamo in grado di raccogliere queste sfide ed evolvere la propria capacità anche di essere professionisti nei nostri studi. Li dobbiamo adattare a un mercato che è cambiato molto. Passiamo da un mondo dove il professionista poteva sedersi dietro la scrivania ed essere ascoltato, anche delle volte con un po' di devozione di un tempo, ma quell'atteggiamento è cambiato, la clientela è completamente diversa e il mercato è competitivo e sotto questo profilo è anche molto punitivo. Io non sono certa, e questo lo dico con un grande senso anche di responsabilità e sapendo il peso delle parole, io sono certa che si è passati da un concetto corporativistico delle professioni, ordinistico delle professioni, ad un nuovo modo di intendere la professione stessa. Però la libertà del mercato non sempre privilegia il più bravo ed è questo forse la grande preoccupazione che io ho. Perché ad esempio l'azzeramento del concetto delle tariffe porta a una guerra praticamente sul prezzo, sul compenso per la propria attività professionale e si arriva purtroppo delle volte a fare quel tipo di concorrenza verso il ribasso, a non privilegiare la qualità del servizio, della prestazione d'opera che si dà, ma darlo sotto un profilo squisitamente economico. Ora, la differenza fra un professionista e l'altro non deve mai essere fatta sul valore economico del suo compenso, ma deve essere fatta sull'abilità e la capacità dello stesso. Quello che io spero e auspico è che la nuova legislatura tenga in considerazione il mondo delle professioni, perché delle professioni se ne ha bisogno e sono veramente di una rappresentazione molto netta della nostra società. Perché i professionisti seguono il mondo, seguono i privati come seguono le imprese e hanno una rappresentazione molto realistica di quello che sta accadendo. Ora queste professioni devono essere difese, devono essere anche salvaguardate, ma gli stessi professionisti devono agire congiuntamente insieme e di fare valere la loro posizione.